Allora, eccoci qui all'Hot Corner Venezia 78, Valerio Ferrara, regista giovane, molto giovane regista, ma bravo, che porta appunto alla SIC un corto molto bello, Notte Romana, sottotitolo da citare Storia d'amore di coltello. Quindi ti chiedo, c'è molta Roma in pochissimi minuti? Sì. Ci sono due Rome, diciamo, se vogliamo, no? L'idea com'è nata? Allora, per farla in brevissimo, queste è l'esercitazione di secondo anno del centro sperimentale. Io avrei dovuto girare un altro corto perché abbiamo iniziato questo laboratorio a gennaio con Susanna Nicchiarella e Marianna Cappi, e la storia che stavo scrivendo era su dei canottieri vecchi del circolo che fanno casino. È scoppiato il Covid, quindi tutti questi ottantenni non li potevo più avere per una questione proprio anagrafica. E sei andato sui giovani. E quindi questa cosa è successa a settembre, io devo girare a ottobre, mi ha chiamato Susanna e mi fa: Valerio, ma che dobbiamo fare qua? Cioè, come facciamo? Io ho fatto: Susanna, non lo so, io ho questo spunto, gliel'ho detto, lei gli è piaciuto tantissimo e mi ha detto: scrivilo, giralo domani, cioè mi ha scritto scrivilo e mandamelo per domani. Quindi poi ho coinvolto i sceneggiatori, siamo messi, ho detto la cosa Ma avete messo qualche vostra esperienza? Perché siete molto giovani, i protagonisti appunto sono credo vostri coetanei, quindi sì, insomma. Sì. Ecco, la squadra ad esempio del cast è proprio divisa tra, cioè, tutti la nostra età, tutti coetanei, metà attori del centro, altri presi proprio dalla strada, quindi questa cosa è stata un po' la prima volta per me. Di solito lavoro sempre con attori, le esercitazioni di scuola che abbiamo fatto, sempre con attori o di scuola o con esterni, però sempre attori. Stavolta invece ho proprio fermato dei ragazzi a Via Tuscolana, li ho incontrati e mi hanno mandato prima dei self-tape, poi primo incontro, poi lettura della sceneggiatura insieme, e poi ho detto vabbè, siete andata. In pieno stile neorealismo. Sì. Oppure rischiato, contemporaneo. Le situazioni erano un po' calde. Diciamo la storia la raccontiamo brevemente. Il protagonista è un ragazzo che sta con i suoi amici in un bar di Roma e viene, per così dire, disturbato dall'arrivo di un altro ragazzo di estrazione sociale completamente diversa, dicendogli che appunto la sua ragazza forse si sarebbe no? vista con lui e inizia un piccolo confronto. Diciamo l'obiettivo, oltre al fatto di avere poco tempo, età anagrafica, era comunque di trovare un gancio forte. Quindi avevo questa storia che di base permette a chiunque di empatizzare, cioè come se noi due ora stiamo parlando, all'improvviso arriva un signore che non conosciamo, completamente opposto a come siamo ora noi in questo momento, per questo contesto, e arriva da te e ti fa Damiano, allora vieni qua, dobbiamo adesso parlare. Io non la conosco. No, vieni, cioè subito, per forza ti prende. Che poi sono le situazioni più sconvolgenti e inquietanti, perché è uno sconosciuto che sa il tuo nome, alle tue foto, cioè, alle tue foto, infatti. Diciamo che in parte appunto ho assistito a delle situazioni assurde, no? Di questi. La cosa bella di Roma è che hai questi incontri, no? Tu esci a Trastevere e la sera del sabato e il venerdì a Trastevere c'è tutto il mondo, cioè hai tutte le zone di Roma vanno a Trastevere, ma non solo di Roma, della provincia di Roma, delle altre città del Lazio, di Napoli, e quindi perché non può nascere un amore tra queste persone che si incontrano a Roma? Poi diciamo è stata un po' di vicissitudini, perché questa cosa te la dico, non so se ci hai fatto caso, non si fa caso però fortunatamente, noi l'avremmo dovuto girare tipo in un bar del centro di Roma, questo è tutto ricostruito, è finto, è il parcheggio del centro sperimentale. No, capito? Non me ne ero accorto. È il parcheggio del centro sperimentale, abbiamo noleggiato tutte le cose, la scenografa ha ricreato il quartiere e per una serie di problemi che abbiamo avuto in preparazione. E questo, perché sennò c'era anche questo piacere di girarlo in una location magari che era riconoscibile subito, certo. No? Però alla fine devo dire ha dato i suoi benefici, no? Questa diciamo che il corto potrebbe anche essere il seme per un lungometraggio, ti dico io, sempre sulla stessa linea, perché molti grandi registi prima preparano un corto e poi da quel corto producono un lungometraggio. Magari. Cioè no, me lo auguro, nel senso è un pensiero che ogni tanto mi viene, perché comunque il corto è una scena, certo. Però paradossalmente secondo me una delle forze anche è che essendo una sola scena tu però vedi un mondo intero, cioè ogni ragazzo ha una storia in quella scena, cioè come dire, potrebbe sembrare un momento estratto da un film più lungo, no? Esatto. Perché alla fine lui sta al bar, lui arriva e conosce tutti, no? E c'è quella ragazza che racconta di questa installazione che sta preparando, che magari nel film può essere già tornata 3 volte e già la seguita a lei con questi suoi progetti che sta facendo e non li farà mai, che ne so. Oppure agli amici, no? Quello che il Giuda, no? Quello là che dice sì, è lui, capito? Che c'è sempre quello un po' nel gruppo che per avere il suo momento, ma certo che lo conosco, è quello là, faccio a parlare, capito? E quindi cioè lui pure chi è, capito? Cioè tutti possono essere ampliati, però diciamo ancora finché non ci penso troppo. Ultima cosa, lo chiediamo a chi viene all'Hot Corner,
un film che ci consigli che non sia particolarmente famoso. Però non lo so, cioè, no, perché me l'hai detto. Ho visto recentemente 2 film, quelli più recenti, perché poi queste domande sono sempre, no? Lo sai pure te che sono domande un po' così ostili. Ho visto Tony Manero, Ok? di Larraín, Sì. che non conoscevo assolutamente, l'ho trovato in DVD, l'ho preso e l'ho visto e mi è piaciuto molto. A me piace molto cercare le opere prime, perché voglio capire come fanno, no? Con Certo, poco, cosa riesce certo. a fare. E quindi quella come opera prima a me è piaciuta tantissimo e con i suoi mezzi comunque ha ricreato un mondo intero, un intero periodo storico, e quindi quel film insomma lo consiglio. E poi Antonio Capuano, che mo l'ha toccato Sorrentino nel suo film, e io mi sono meravigliato, anch'io non lo conoscevo così bene. Ultimamente, casualmente, perché non sapevo di Sorrentino che l'avrebbe messo nel film, mi sono visto per la prima volta 2 suoi film, che sono Polvere di Napoli, che ha delle scene iconiche pazzesche di livelli altissimi. Tipo c'è quella lì dove c'è Silvio Orlando che balla e fa, che lui è un jazzista un po' sfigato, e al ritorno di un concerto che poi è diventato un cabaret si blocca perché vede questi lavoratori dei campi che stanno raccogliendo i pomodori e vuole una cassetta di pomodori, in cambio lui suona una cosa e loro gli fanno no, la cassetta di pomodori te la diamo, però noi suoniamo. Questi si mettono a suonare benissimo, pieni di talento e quindi sì, Polvere di Napoli. Grazie, Larraín e Capuano, diciamo molto bene, e Roma soprattutto. Grazie, Roma. grazie. Dai, La Bag of Corn. Dai. A te. Grazie. Grazie a Valerio Ferrara, Grazie, Notte Damiano. Romana. Ciao. Ciao.